Buonasera, grazie di essere venuti al nostro terzo incontro, penultimo. Chiuderemo poi la prossima settimana con un incontro tutto dedicato a Chopin, ma intanto grazie sempre all'Ateneo e all'Archivio Cini che sostiene le nostre iniziative, all'Ateneo che le ospita, e grazie soprattutto ai nostri ospiti di oggi. Il professor Paltrinieri è una delle menti più lucide e più interessanti della nostra Università di Ca' Foscari. L'ho conosciuto nel periodo di studio e l'ho apprezzato nel corso del tempo, anche perché si occupa di una disciplina, l'ermeneutica, che per noi artisti, interpreti è fondamentale. Infatti oggi cercherà di darci qualche strumento filosofico per entrare all'interno del mondo dell'interpretazione, e poi avremo un pianista tra i migliori pianisti italiani, pianista, didatta illustre e una artista che conosco da vari anni e che ha raggiunto ormai la sua piena maturità artistica. In due capolavori lo ascolteremo, Lisztiani, e ricordiamo quanto Liszt fosse questo sommo interprete performer. Quindi vi auguro buon ascolto, non rubo altro tempo e grazie ancora per essere con noi. Buonasera, mi fa molto piacere essere qua. Ringrazio l'Ateneo Veneto, in particolare Letizia Michelon, per l'invito. Le brevi notazioni che proporrò alla vostra attenzione fanno riferimento, come si diceva, ad alcuni autori dell'ermeneutica filosofica, quindi il riferimento è moderno, tardomoderno, contemporaneo. In particolare mi richiamerò a testi, attingerò a testi quali quelli di Hans-Georg Gadamer, di un musicologo statunitense contemporaneo che si chiama Lawrence Kramer, e poi anche sullo sfondo al nume filosofico dell'intera ermeneutica filosofica, che è Nietzsche. Comincio questa relazione in punta di piedi, perché l'incedere della filosofia è sempre pesante. È un incedere fatto di concetti, di categorie, di definizioni, anche di recinti logici, per cui il primo rischio è quello di proporre l'ennesima filosofia di. Come voi sapete, oggi è tutto un fiorire di filosofie di. Filosofia dell'informazione, filosofia della fantascienza, filosofia della cura, filosofia del vino, per cui si aggiunge anche ogni volta un oggetto tematico, e venire qua a proporre una filosofia della musica si rischia appunto di trattare la musica come un oggetto tematico che ci sta di fronte e noi lo assimiliamo, io magari vado assimilandolo e fagocitandolo dentro categorie concettuali e recinzioni logiche che appunto assimilano e fagocitano l'oggetto tematico anziché farlo venire in luce. Peraltro, come ricorderete, una delle grandi filosofie di è stata quella di Theodor Adorno, insomma la filosofia della musica moderna. Però anche lì vediamo da una parte un Adorno capace di far emergere questioni importanti, anche di essere profetico rispetto al fenomeno musicale in ambito moderno, contemporaneo. Pensate alle sue sottolineature davvero profetiche, no? Quelle per cui l'industria culturale vende all'individuo borghese ninnoli musicali, ninnoli godibili in forma di consonanze musicali allo scopo di non far sentire, o meglio, di compensare il tratto brutale o rozzo dell'individuo borghese. Però ecco, in quella filosofia della musica moderna ci sono anche giudizi frettolosi, tranchant, che a mio avviso vanno addebitati a una relazione estrinseca frontale col fenomeno musicale. Pensate a Adorno che parla di Stravinsky o di Benjamin Britten, a volte, ripeto, in maniera frettolosa e chiusa. Oppure rispetto al jazz in altri scritti adorniani.
Però ecco, insisto, nel proporre osservazioni filosofiche sul fenomeno musica si è sempre a rischio di assimilare, fagocitare entro una schematizzazione estrinseca. Uno dei punti focali è che la filosofia maneggia significati e quindi contenuti di pensiero che sono coglibili in una definizione, in una rappresentazione concettuale, mentre la musica è significativa senza avere un significato, senza avere significati. Questa è la sua grandezza. Non a caso la musica non può essere parafrasata, appunto non consta di significati, non la possiamo tradurre in una parafrasi, ma viceversa dispiega una significatività che è eterogenea rispetto a quella verbale, concettuale, rispetto a ogni semantica discorsiva. Ecco, una regolata significatività senza significato. Questo è un punto che, ripeto, qualsiasi approccio filosofico deve tenere presente ad ogni passo. Un significare, quello della musica, che va oltre, uso le parole di Gadamer, va oltre ogni possibile concettualità. E ciò rende così fascinosa e coinvolgente la musica. Potrei qui citare Nietzsche, quando parla di Wagner in Ecce Homo, la sezione è Perché sono così accorto, scrive Nietzsche, cito, sta parlando di Wagner: tutti i misteri di Leonardo da Vinci perdono il loro incanto alle prime note di Tristano. Potrei parafrasare questa affermazione nietzschiana in questi termini: tutti i chiarimenti e le spiegazioni filosofiche perdono la loro forza alle prime note musicali. A questa citazione ne potrei anche aggiungere un'altra, ancora Nietzsche, ancora Ecce Homo, cito, in questo contesto non posso fare a meno di questa citazione, probabilmente nota a diversi di voi, ma la menziono, cito, e Nietzsche ripete in Ecce Homo: se cerco un'altra parola per musica, trovo sempre soltanto la parola Venezia. Non esiste per me differenza tra musica e lacrime. Non so pensare la felicità, il sud, senza un brivido di sgomento. Fine della citazione. Un altro esempio di quello che poi tenterò di sottolineare lo riporta il filosofo americano Norman Malcolm. Norman Malcolm fu allievo e anche amico di Ludwig Wittgenstein. Negli ultimi anni, come molti di loro sanno, Wittgenstein fu colpito da un tumore, sapeva di avere questo tumore, sapeva che gli mancavano pochi mesi di vita, e Malcolm racconta che anziché da filosofo parlare sopra la vita, sentenziare sopra la vita o sopra la morte, Wittgenstein viceversa fischiettava. Wittgenstein voleva essere un direttore d'orchestra, un grande esperto di musica, fischiettava moltissime opere, in particolare racconta Malcolm che fischiettava, e con tutti i passaggi, dettagli, sapeva fischiare benissimo, oltre che conoscere benissimo la partitura, fischiettava la settima sinfonia di Beethoven, in particolare il secondo movimento. Come ricorderete, è un movimento la cui gravità è caratterizzata da un pianissimo pieno di significatività, che non ha bisogno di significare, di avere un significato del movimento verso la morte, per essere però fischiettato e ascoltato da chi si sta muovendo verso la morte. Ora, queste mie sottolineature iniziali, anche se appunto supportate da qualche citazione preziosa come quella in particolare di Nietzsche o di Wittgenstein, potranno anche essere apprezzabili, mi auguro che lo siano state, però corrono un rischio, quello di mistificare, di idealizzare.
oltre che di essere magari delle suggestioni anche un po' naif. Chi ha familiarità con il pensiero di Nietzsche sa che in molti suoi scritti, ma in questo caso mi riferisco alla genealogia della morale, Nietzsche attacca gli ideali ascetici in ogni loro declinazione. Anche quella della scienza moderna, per esempio, realistica e atea, anche lì c'è mistificazione, anche lì c'è ascetismo. Ebbene, c'è un che di ascetico, e l'ascetismo, Nietzsche ci insegna, è una compensazione, una reazione compensatoria alla confusa e sfilacciata promiscuità da cui siamo quotidianamente circondati. Anche anelare a una fruizione musicale pulita, pura, assoluta, senza significati tra i piedi, senza parole né pensieri, senza rumori e contaminazioni con l'esterno, con la realtà in cui ci muoviamo tutti i giorni, corrisponde a un ideale ascetico, a un figlio levigato e ben pettinato del solito spirito reattivo. Specie nel fruire musica d'arte nei templi dei nostri meravigliosi teatri italiani, si rischia di fraintendere la sacralità della musica e di mistificarla e avere un'accezione assolutistica e puristica. Ne facciamo un feticcio, rischiamo di farne un feticcio ascetico e puro. Entro la Fenice, a San Carlo, alla Scala, cado preda dell'ingenua illusione di essere approdato, un po' come Robinson Crusoe, in un'isola tutta per me o per pochi, come me, dove finalmente nessun rumore o disordine turba la mia esperienza vissuta di ordine consonante. Ma qui sto solo rapportandomi a me stesso, sto solo rapportandomi ai miei bisogni, al mio desiderio di ordine consonante. E non sto davvero, invece prendendomi cura, non sto davvero affidandomi ai fenomeni musicali che mi investono come interprete. Ecco, l'approccio filosofico può avere molti limiti, ha molti limiti, e il primo dei quali è quello di poter essere pesante, anche pedante, però ha almeno il pregio, o può avere almeno il pregio, di dissolvere ogni semplicistica e sentimentale idealizzazione. In particolare intendo qui di seguito richiamarmi appunto all'ermeneutica filosofica novecentesca, al modo in cui l'ermeneutica filosofica, in primo luogo quella di Gadamer, si propone come antidoto alle idealizzazioni mistificanti delle opere d'arte e delle opere musicali in particolare. Ogni forma di assolutizzazione dell'opera d'arte è appunto messa in luce e sottolineata dall'ermeneutica filosofica in modo che venga arginata. Ancora Nietzsche, Ecce Homo, la sezione Il caso Wagner, riprende uno dei motivi che lo interessano fin dalla nascita della tragedia, e Nietzsche riporta, dice di soffrire per la musica divenuta musica decadente, musica di decadenza. Che significa per Nietzsche musica decadente? Significa che la musica, secondo Nietzsche, nella modernità avanzata, non è più capace di trasfigurare il mondo, non è più capace di dire di sì alla vita. La musica è diventata, come anticipavo prima, una compensazione reattiva a ciò che ci pesa, a ciò che ci logora, ci disunisce da noi stessi. Nella tarda modernità la musica non dice di sì alla vita reale, trasfigurandola, metamorfosandola, ma viceversa, secondo Nietzsche, le dice di no. Le dice di no nel nostro entrare in una bolla piacevole. Ci entriamo in questa bolla spesso come individui solitari per ricavarne un farmaco rasserenante e insieme anche stimolante.
Ecco, quando idealizziamo la musica, trattiamo le splendide opere che andiamo fruendo come rischiamo di trattarle come un che di assoluto, lontano dalle bassezze sfilacciate, disunenti, dispersive della nostra quotidianità. Arrivo a teatro stanco, sfilacciato appunto, appesantito da tensioni, preoccupazioni. Poi la musica mi investe riassettandomi, rimettendo insieme i miei pezzi attraverso le sue consonanze e la sua energia. L'ermeneutica filosofica in questo è spietata, no? Punta i riflettori su tutto ciò e non fa sconti. Stiamo sovrainvestendo in termini assolutistici e puristici l'opera musicale che amiamo ascoltare. Persino il fatto che mal tolleriamo i rumori delle persone sedute vicino a noi. Stiamo anelando a un che di puro, un suono assoluto, non contaminato da suoni dissonanti e stranianti. Ecco, questo anelito a un che di puro è in contrasto compensatorio, sottolinea l'ermeneutica filosofica, con tutta la dispersiva e faticosa realtà in cui siamo immersi da mattina a sera. Riassumo ora i punti nodali su cui, visto che intendo parlare della questione dell'interpretazione, i punti nodali su cui Gadamer, ma anche Kramer e anche Nietzsche offrono un contributo rilevante. Iscritti come Verità e Metodo, che ricordo dal 1960, ma anche in altri saggi, per esempio c'è una bella raccolta che ha per titolo L'attualità del bello. Gadamer, che fu allievo di Heidegger, ma con una forte connotazione neo-hegeliana, insiste nel proporre un'accezione di interpretazione molto distante da quella che ci è consueta. Quando pensiamo a interpretazione, pensiamo a una prestazione del soggetto, pensiamo anche di relativo all'individuo, l'individuo che interpreta sarebbe, ecco l'accezione usuale, quella che appunto conferisce un senso a ciò che ha davanti, chiarisce ciò che è oscuro, ma ripeto, l'interpretazione è come una prestazione soggettiva individuale, un po' simile all'opinione, ma in versione più attiva. Ecco, questa accezione di interpretazione cade nell'ermeneutica filosofica a partire proprio dall'esperienza fenomenologica di noi quando interpretiamo. Quindi, primo aspetto, un'accezione di interpretazione diversa da quella usuale. E il secondo aspetto su cui Gadamer insiste è una polemica filosofica nei confronti della riduzione delle opere d'arte alla dimensione estetistica, cioè quella in cui le opere d'arte valgono, la musica vale nella misura in cui ci dispensa esperienze vissute piacevoli, a disposizione delle nostre esigenze. Allora che cos'è invece interpretare? Ma ripeto, non è una postulazione dell'ermeneutica filosofica, è un'esperienza fenomenologica di che cosa significa, di come accade l'interpretare umano. Per Gadamer interpretare non è una prestazione cognitiva, non è, come dicevo anche prima, un conferimento creativo di senso, di forma a qualcosa che ci sta davanti, è informe, insensato, interpretarlo vuol dire dare a esso un senso o una forma. Non è questo. Interpretare, appunto, è qualcosa di molto più concreto, più ampio, più ricco, in cui, appunto, essere interprete non vuol dire funzionare, offrire prestazioni come soggetto pensante, come soggetto senziente, come soggetto ideante,
ma è un modo di essere interpreti, un modo di essere in cui si è nel mezzo, si è presi, si è coinvolti concretamente, esperienzialmente, in un gioco molto più ampio, linguistico, storico, sociale, culturale, esperienziale. Viceversa sappiamo come la modernità ha imboccato, ha sopravvalutato la soggettività, e questo va a rimbalzare anche sul nostro modo di intendere che cosa significa essere artisti. Per esempio c'è una sopravvalutazione del principio autoriale, anche con declinazioni un pochino banali, ma insomma assolutamente da guardare senza giudizi morali o spregianti su di esso, no? La declinazione del principio autoriale in versione divistica. No? Non andiamo ad ascoltare, se non addirittura a vedere Ramin Barami, no? Non andiamo ad ascoltare l'arte della fuga o i concerti per clavicembalo di Bach. Andiamo a sentire, se non addirittura a osservare Cecilia Bartoli e non l'Otello rossiniano che viene interpretato. Ecco, su questo appunto sopravvalutazione del principio autoriale, che poi porta con sé l'accezione di interpretazione come prestazione soggettiva, l'ermeneutica filosofica ha indicazioni polemiche forti. Secondo aspetto su cui l'ermeneutica gadameriana, ma non solo quella gadameriana, insiste, è che l'opera d'arte non è un monile prezioso desituato, come senza mondo, no? Sospeso per aria, ma viceversa l'opera d'arte, quale che essa sia, emerge, si impone, ci coinvolge proprio all'interno di un intero mondo, e quindi un intero mondo anche nella sua dimensione pratica, concreta, condivisa. Gli stessi interpreti appartengono al mondo e al contesto articolato in cui emerge quell'opera d'arte. Come dicevo prima, non è una prestazione cognitiva soggettiva l'interpretazione, proprio perché è un modo di fare esperienza inserito in una prassi mondana, storica, culturale, sociale. Il terzo aspetto è quello forse più sorprendente, per certi versi anche inaudito in piena tarda modernità come la nostra. La terza affermazione gadameriana, ripeto, quasi inaudita, lo era inaudita nel Novecento, lo è oggi ancora di più negli anni 2000 inaudita, è l'affermazione per cui le opere d'arte avanzano legittimamente una pretesa di verità. È una prospettiva che si scontra, come dicevo prima, con ogni accezione estetistica dell'opera d'arte, della musica in primo luogo. L'accezione estetistica è quella per cui la musica è solo uno strumento per offrirci sensazioni piacevoli, emozioni, magari distaccandoci dai pesi quotidiani. Ripeto, questa pretesa inaudita e inusuale dell'ermeneutica filosofica, naturalmente da maneggiare con cura, con tutto il senso del limite di ogni pretesa filosofica, è quella che invece nella musica ci sia pretesa di verità. Cercherò di spiegare più tardi che cosa intendo. L'ermeneutica filosofica comunque contesta l'assolutizzazione della mente dell'autore, per esempio la mente del compositore come soggetto creativo. Dice Gadamer, il compositore come soggetto creativo è assolutizzato in questa presunzione illusoria che sia il criterio valido per stabilire il significato di un'opera. Altro aspetto, quindi l'ermeneutica filosofica contesta l'assolutizzazione dell'autore come soggetto creativo, così come contesta che
le opere d'arte siano un'opera in sé, no? Un gioiello senza mondo e senza interpreti, sospeso. Ecco, l'ermeneutica filosofica invece va a vedere la situatezza pratica, il contesto concreto, pratico, mondano, sociale, come siamo qui noi in questo spazio. Questo spazio non è solo un recipiente, ma noi siamo anche tutti i rapporti con lo spazio che ci circonda, così poi quando ascolteremo il pianoforte splendido che andremo a sentire, questo spazio non è un recipiente estraneo, ma quello che accadrà qua, i suoni che accadranno qua, e noi come interpreti di questi suoni saranno presi concretamente, anche condizionati dalla spazialità e dalla temporalità di quello che è in questo luogo. Interpreti allora chi sono? Interpreti sono gli spettatori uditori, interpreti sono i musicisti esecutori, interpreti sono i compositori. Nessuno di loro è desituato da una pratica storica concreta. È per questo che l'ermeneutica filosofica di Gadamer fa cadere, proprio lo dissolve, il solito dilemma che è un po' così, una sorta di ritornello di noi moderni. Il dilemma per cui o si obbedisce o si è liberi, o si è sudditi di un canone tradizionalistico, oppure l'arbitrio che sfugge a ogni regola e a ogni canone. Questo dilemma si scioglie, si dissolve, svanisce nell'esperienza ermeneutico-filosofica, perché l'ermeneutica filosofica va a vedere appunto i rapporti che noi siamo, i rapporti esperienziali che noi siamo, i rapporti esperienziali di un pianista, i rapporti esperienziali di un ascoltatore, i rapporti esperienziali di un compositore. Questi rapporti non sono semplicemente un canone rigido a cui o siamo dentro come sudditi obbedienti oppure usciamo con il nostro arbitrio, libertà, ma viceversa questi rapporti sono vincoli che fanno tutt'uno con le possibilità di trasformazione che si aprono. Ripeto, per l'ermeneutica filosofica vincolo e apertura di possibilità stanno insieme, e questo si mostra nella pratica, non è un'invenzione della filosofia, si mostra nella pratica quando un compositore compone, si mostra nella pratica quando un interprete esegue un brano musicale, e anche chi ascolta fa lo stesso. Gadamer parla di una imperativa legalità dell'opera d'arte. C'è una legalità dell'opera d'arte, ma il rigore imposto da questa imperativa legalità si sposa a possibili trasformazioni. E così anche noi che ascoltiamo, anche noi che ascolteremo, no? Apprezziamo, proviamo piacere, un piacere insieme sensibile e intelligente, proprio quando riconosciamo il vincolo tramandato, ma simultaneamente la sua viva e mobile metamorfosi catalizzata dall'interpretazione. No? Ripeto, è lo stare assieme di queste due cose che la modernità stenta a pensare, perché invece la modernità, nella sua impostazione soggettivistica, pensa che o siamo obbedienti alla regola oppure ne siamo fuori. Viceversa, l'esperienza artistica in particolare mostra tutt'altro. L'ermeneutica filosofica cerca di far emergere questi aspetti. Quindi, ripeto, il canone anch'esso può essere assolutizzato come un feticcio. L'interprete musicista, l'interprete direttore d'orchestra, ma anche l'ascoltatore, non mirano a una copia corretta del canone, non mirano a una adeguazione di un modello tradizionale, oppure
nella loro esperienza pratica, nella nostra esperienza pratica, non incontriamo il canone tradizionale solo come un ostacolo alla libertà interpretativa. Viceversa, stanno assieme, si nutrono. Le possibilità di nuove configurazioni sonore, artistiche, fanno tutt'uno con i vincoli. E ripeto, anche il piacere che proviamo ascoltando è perché riconosciamo il vincolo e riconosciamo il vincolo trasformato, no? La possibilità che si schiude in quel vincolo rivisitato. Se invece avessimo il dualismo, avremo o la coppia pedissequa e nessun piacere intelligente, oppure avremo l'arbitrio fuori con assenza di misura, con assenza di valore estetico. Quindi l'interprete non è un soggetto che manovra dall'esterno o che entra in relazione accidentale con l'oggetto che va manovrando. Queste sono proprio, è qualcosa, ripeto, che soprattutto l'esperienza artistica, soprattutto l'interpretazione musicale, proprio mostra essere uno spettro astratto. E gli interpreti partecipano all'accadere. Addirittura Gadamer dice che partecipano gli interpreti a una festa. E come le feste, no? Pensate alle celebrazioni civili, oppure pensate a un rito religioso. Da una parte c'è una ripetizione della ritualità, e nel suo tempo quella ritualità ogni volta è nuova, ogni volta accade in modo nuovo, eppure è la ripetizione di qualcosa che è già avvenuto 1000 volte. Una ripetizione che non è copia pedissequa, ma è ripresa che apre possibilità. Ripeto, vincolo e apertura di possibilità che stanno assieme, ciò è mostrato dall'esperienza pratica degli interpreti, incluso quegli interpreti che siamo noi come ascoltatori. Salto dei pezzi perché altrimenti... In ogni caso Gadamer dice che la musica, anche quando non è che matematica sonora, e quindi è musica assoluta potremmo dire, senza contenuti, senza significati, è comunque non solo iscritta in una significatività più ampia, pratica e ricca, ma è anche sempre un rivolgersi a destinatari, no? È sempre rapporto. Quindi, ripeto, l'assolutizzazione, sono molte le assolutizzazioni che vengono dissolte, l'assolutizzazione del soggetto interpretante, l'assolutizzazione del canone, l'assolutizzazione di regole che si presume siano da adeguare, e poi in particolare l'assolutizzazione proprio dell'opera d'arte. Scrive Gadamer, l'opera d'arte non è isolabile dalle condizioni pratiche, storiche e culturali in cui essa accade, nel mentre che viene eseguita. E la comprensione storica di un'opera musicale non equivale a collocarla storiograficamente in un'epoca, in un contesto culturale. La storicità è proprio questa cosa viva che accade qui, dentro un teatro, dentro il luogo in cui interpreti ascoltano, si parlano e fanno esperienza di ciò da cui sono investiti. Ecco l'aspetto performativo. Una cosa che Kramer spiega molto bene è di non confondere la dimensione meramente esecutiva con la dimensione performativa. L'aspetto performativo è molto più ampio dell'esecuzione. Io posso eseguire un pezzo in maniera isolata e autoreferenziale. E viceversa il tratto performativo dell'opera musicale in particolare è questo insieme di accadimenti e di rapporti che fanno tutt'uno con la messa in scena sonora di un'opera musicale. E dove c'è performance c'è un intero contesto pratico situazionale, anche culturalmente orientato. Salto dei pezzi. Questa cosa di una performatività che è fatta, come dicevo prima, anche dello spazio in cui si è.
dei rapporti spaziali in cui siamo, no? Il suono abita lo spazio in cui siamo e noi abitiamo questo spazio in cui ascoltiamo, in cui suoniamo, in cui... questa performatività fa sì che sia un intero che accade insieme, non il pezzo slegato con dei destinatari accidentalmente lì per caso a fruire quel pezzo, quella messa in scena sonora, ma viceversa un intero pratico concreto in cui si è presi nel mezzo. Questo può avere anche casi inquietanti, questa interezza pratico-performativa dell'emergere di un'opera musicale e della sua esperienza da destinatari interpretanti. C'è un video su YouTube registrato nell'aprile 1942 in cui un formidabile Furtwängler dirige la Filarmonica di Berlino, aprile 1942, il teatro è gremito e proprio si respira la tensione musicale, e questa tensione musicale generata dalla formidabile filarmonica e dalla formidabile interpretazione del direttore Furtwängler fa tutt'uno con la tensione dei suoi spettatori, e tra questi spettatori c'è Goebbels, ci sono gli alti ufficiali nazisti, e nei loro visi è come un coro silenzioso che fa tutt'uno con quella performance musicale straordinaria. Naturalmente Furtwängler, come sapete, riesce a essere un formidabile interprete musicale senza indulgere in tentazioni naziste. Però ripeto, il punto è che il tratto performativo non è quello meramente esecutivo, non è la mera esecuzione, la performance è l'insieme di ciò che accade in uno spazio con tutti gli interpreti, incluso gli spettatori, che fanno tutt'uno con ciò che accade come performance. Ho citato Furtwängler e mi permette con qualche forzatura di fare il salto all'ulteriore sottolineatura. Furtwängler, straordinario direttore d'orchestra, i suoi movimenti, i suoi gesti da direttore risultano un po' meccanici, no? Ha una gestualità corporea un po' meccanica. E in realtà lì potrei, forse sto un po' forzando, potrei agganciare quello che mi interessa rimarcare nell'ultima parte della mia relazione, cioè il fatto che interpretare, l'interprete è interpretato, che l'interprete agisce ma insieme è agito. Dicevo prima che la modernità dice o sei burattino obbediente oppure sei libero. Ecco, questa out salta, e ripeto, anche nella gestualità di Furtwängler si può leggere un essere agito, sta dirigendo e insieme è diretto perché non sta pensando a sé che dirige, non sta realizzando un piano, sta invece si lascia agire da un movimento che è quello, per esempio, della nona sinfonia di Beethoven, un essere agiti. Questa è una peculiarità della grande cultura germanica, mi permetto di dire, qualcosa di forte che appartiene alla grande cultura germanica che oggi, e peraltro è pressoché scomparsa, cioè l'idea che obbedienza non contraddica libertà, libertà non contraddica obbedienza. Dicevo, l'interprete è agito, dirige in quanto diretto, è diretto dirigendo, ma ripeto, non c'è dualità, non c'è dualismo. Questa cosa contrasta con uno dei punti grammaticali forti della modernità, quella che ha
codificato, starei per dire inventato, ma in realtà i filosofi codificano, non inventano alcunché, che ha codificato Cartesio all'inizio del Seicento. Una delle grandi, formidabili istituzioni grammaticali di Cartesio è che quando noi pensiamo a qualcosa, in realtà nel mentre che pensiamo a qualcosa, pensiamo anche a noi stessi che pensiamo a quel qualcosa. Ripeto, si innesta nel rapporto unitario tra il pensiero e la cosa pensata, tra ciò che stiamo facendo e la cosa fatta, si innesta con Cartesio quella che potrei dire è una perversa duplicazione. Cioè siamo duplicati, ripeto, dice Cartesio, nel mentre che penso un certo contenuto di pensiero, penso anche autoriflessivamente, sono anche autoconsapevole di me che penso quella cosa. Questo ha naturalmente valenze positive che qui non sto a richiamare, ma anche, ripeto, valenze potenzialmente nocive. Perché pensate appunto a un interprete, un pianista, no? Se questa perversa duplicazione si inserisce nel suo lavoro performativo, questa perversa duplicazione lo scolla, lo rende meccanico. Per esempio lo rende preda della pretesa di controllare da fuori qualcosa che sta controllando. Pensa a se stesso che controlla ciò che sta suonando, pensa a se stesso che pensa quello che sta pensando. Ecco, l'ermeneutica filosofica insegna che appunto c'è nell'interprete che sta compiendo una performance musicale un'estrema concentrazione, massima intelligenza, massima, ma non questa perversa duplicazione. L'interprete è agito anche nel senso che non sta pensando a se stesso che pensa quella cosa, non sta pensando a se stesso che sta suonando quella cosa, ma fa tutt'uno con l'azione performativa interpretante. Ho già parlato molto e quindi vado. È un gioco regolato, dice Gadamer. E come i giocatori che partecipano a un gioco fanno tutt'uno col gioco, fanno tutt'uno con le regole del gioco, anche quando il gioco cambia nel mentre che viene svolto. No? Ancora Nietzsche. Nietzsche, in Genealogia della morale, nella parte terza, scrive, sta ancora qui parlando di Wagner, dice che dopo aver appreso da Schopenhauer della sovranità della musica, giacché questa non offre riproduzioni della fenomenalità, ma piuttosto parla la lingua della volontà, come la sua più vera, più originaria e più diretta rivelazione, dopo che Wagner, leggendo Schopenhauer, ha detto che la musica è rivelazione della volontà di vivere, è manifestazione della volontà di vivere, Wagner è spinto, dice Nietzsche, a glorificare la musica. E il musicista diventa un oracolo, un sacerdote, un portavoce dell'in-sé delle cose. Ecco, Nietzsche ama e conosce così a fondo la musica da dissolvere anche ogni possibile glorificazione della musica. La preserva, la tiene al riparo da ogni mistificazione e glorificazione e se la ride di chi riveste la musica di compiti, funzioni trascendenti, dove appunto il musicista o il compositore o il grande Wagner sarebbe chi è in contatto diretto con l'in-sé musicale. Per Nietzsche la musica è come la vita, ma appunto qui c'è un come di troppo.
La musica è vita e come tale non va mistificata asceticamente né idolatrata come un in sé assoluto. Gadamer riprende la nozione di mimesis a questo proposito e sottrae la nozione di mimesi, di imitazione, a quell'accezione un po' povera per cui imitare vuol dire solo copiare, offrire una replica rappresentativa di qualcosa. No, la mimesi è qualcosa di molto più ricco, molto più importante. La musica, proprio nel suo accadere manifestativo, è mimesi. La musica mima l'automovimento della vita, che si ripete, continua, senza uno scopo altro da sé o una meta da raggiungere. Ma appunto già dire che la musica è come la vita equivale a fagocitarla in una comparazione, in un'assimilazione. Questo come è di troppo. La musica non è una copia artistica del vivente, ma è proprio una autoimitazione del vivente, nel suo mobile multisfaccettato, regolato eppure aperto, trasformarsi senza uno scopo che non sia proprio il suo gioioso e tragico compimento. Questo è quanto Gadamer sottolinea, alle spalle ha naturalmente le notazioni di Heidegger e ancora più lontano le notazioni di Nietzsche. La musica come autoimitazione del vivente e non una copia del vivente. Autoimitazione del movimento, insisto, in cui non c'è uno scopo altro da sé, ma, come dicono i filosofi, un movimento autotelico, cioè il telos, lo scopo è interno a questo automovimento. E finisco menzionando Kant, il Kant della critica del giudizio. Tra le tante indicazioni formidabili offerte da Kant nella critica del giudizio, c'è quella per cui quanto ci investe come un che di bello è proprio quanto ci viene incontro a desideri che non sapevamo di avere. Desideri che non sapevamo di avere, quindi quello che ci troviamo bello non è ciò che soddisfa desideri prestabiliti, ma viceversa, quando incontriamo qualcosa di bello, noi andiamo scoprendo che lo desideravamo senza saperlo. Questo è appunto quello che accade ascoltando Mozart, ascoltando Beethoven, ascoltando Mahler. Ciò che è bello si incastona con disegni e desideri che non sono già scritti, ma emergono proprio entro il rapporto interpretante con la musica che ci viene incontro. Mi fermo.
un piccolo bis di Franz Schubert, il Cooper Wieser Walzer, che mi permetterete dedico a mia figlia che è qua. Certo.